Dopo un periodo di contrazione con un calo costante di casi e pazienti ricoverati, il coronavirus torna a alzare la testa, con una recrudescenza riguardante nuovi positivi e persone in isolamento domiciliare. La situazione fotografata dai dati forniti dall'azienda Zero non piace per niente al governatore, che avverte. Sappiate che questi indicatori per me non sono buoni. 8 contagiati in più e 35 persone isolate in un Veneto che ha sempre fatto, come si può dire, le pulci alla partita del coronavirus, per me non sono un momento di vanto. Lo sforzo prodotto dalla sanità veneta non può essere vanificato da comportamenti che non ricalcano le necessità del periodo di convivenza con il virus. La festa della liberazione non funziona. Io continuo a dirvelo, la sanità del Veneto ha consegnato un Veneto pressoché in ordine dopo 3 mesi di lockdown, di attività, di terapie intensive, di malattie infettive, di terapie subintensive. Cioè, il mondo della sanità del Veneto ha riconsegnato la macchina tagliandata ai veneti. Zaia lancia un monito che continua ad adottare comportamenti a rischio, anche in questa fase estremamente delicata. O è la quiete dopo la tempesta, e uno dice, boh, la tempesta è passata, però sapete, se invece siamo prima della tempesta, veramente ci stiamo predisponendo tutti per trovarla e mettersi nei guai.